Abbracciamo la vita con amore, perché abbracciare la vita non può prescindere dall'avere cura di chi e di cosa ci circonda, rimandandoci a quella inquieta sollecitudine che ci fa uscire dal baricentro del nostro io personale e ricordandoci la figura mitologica di Coira, una fanciulla che dal fango gretoso lungo il corso del torrente dove dimorava solitaria si permise di comporre, con mani carezzevoli e sapienti, il corpo di un altro essere umano, scatenando le ire degli dei e delle dee di tutti i tempi. Un grande maestro della musica italiana che ho molto amato, perché capace di toccare sia le corde dell'anima che quelle dei sensi, ha composto un testo musicale dal titolo Avrò cura di te. Io l'ho sempre ascoltata come una sorta di preghiera al contrario, di Dio nei confronti dell'uomo, perché non dimentichi mai l'attenzione e la cura per i doni che la vita ha messo sulla strada di ciascuno di noi. Grazie, maestro Franco Battiato, per averci donato le tue composizioni e grazie, amiche e amici di Stella in Tasca, per questa iniziativa di incontro a distanza, sì, ma su vitali e carezzevoli abbracci.